La questione tagliamento spacca non solo i principali attori della politica, ma sta creando divisioni tra le comunità che hanno a che fare con il fiume lungo tutta l'asta, dai monti del Passo della Mauria fino alla foce tra Lignano e Bibbione. Tutti concordano sulla necessità di mettere in sicurezza i territori che rischierebbero conseguenze gravissime dal ripetersi di un evento catastrofico come quello del 1966, che costò 14 vittime tra la Carnia e il comune di Latisana. Sul come farlo le visioni sono diverse e in certi casi diametralmente opposte. Quando vediamo delle contrapposizioni, anche una semplice raccolta di firme in cui si chiede a una popolazione, una parte della popolazione o di un territorio magari non adeguatamente informato, firma qua e poi si agita una petizione dicendo che una parte della comunità è contro delle opere di messa in sicurezza di un'altra, si genera un conflitto tra comunità che veramente spacca la regione, spacca e incide sulla solidarietà dei popoli della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia. Tra chi chiede di accelerare e prendere decisioni e chi invece vorrebbe più tempo per individuare la soluzione più adatta a coniugare le esigenze di sicurezza con la necessità di non deturpare l'ambiente e non modificare le caratteristiche del fiume, c'è chi sta in mezzo, come il comune di San Vito al Tagliamento, che rilancia un'idea ambiziosa. Ho colto l'opportunità della Commissione per rilanciare la proposta deliberata da diversi consigli comunali all'unanimità di candidare il tagliamento a patrimonio UNESCO. E questa è una grande opportunità per i comuni riveraschi, sia di carattere materiale con gli investimenti, sia di carattere immateriale per la promozione del nostro grande fiume anche in chiave turistica e quindi con ricadute economiche. È chiaro che la candidatura, eventualmente l'assegnazione di questo riconoscimento, prevederà un cambio radicale per quanto riguarda le politiche di intervento lungo il fiume, e credo che i territori devono essere protagonisti di questo percorso, ovviamente con la regia regionale alla quale chiediamo sempre la massima attenzione e anche la massima consapevolezza delle grandi responsabilità che ha per noi.